concludere l'ordinanza, quindi intanto grazie per essere qui, buongiorno a tutti, un saluto a tutti coloro che sono collegati da casa e passerei subito al bollettino e dopodiché abbiamo un paio di informazioni, 2 saluti, qualche compleanno e via. C'è un signore che fa 100 anni, è la nostra storia. 645.427 tamponi, sono 13.303 in più rispetto a ieri. Vi ricordo che questi sono i tamponi processati. Le persone in isolamento scendono, a vista d'occhio siamo a 1.834, sono 308 in meno rispetto a ieri. Il numero dei positivi è 19.134, i ricoverati sono 411, meno 15, vi ricordo che di questi i positivi sono 137. Scusa Presidente, i positivi... 137 su 411. Sì, ma dei 19.134... Sì, prego. Più 9, sì scusami, più 9. Terapie intensive 31, sono meno 3, quindi abbiamo 31 pazienti, però i Covid in terapia intensiva sono solo 7. Quindi dei 31, 7 sono Covid, il resto sono malati negativizzati che sono entrati come Covid ma non lo sono più. I dimessi sono 3.349, sono più 13. I morti in totale, purtroppo abbiamo passato il fatidico 1906, più 8. Anche qui vedo spesso i raffronti, purtroppo con i morti regione per regione, però il raffronto deve essere fatto in base alla popolazione perché l'incidenza, cioè il numero assoluto non dice nulla. Se fate il raffronto in base alla popolazione cambia di tanto la tabella, no? Morti in ospedale 1373, sono 7. I nati sono 76. Allora, vi dico 2 cose prima di parlare dell'ordinanza. Abbiamo dei bimbi che ci scrivono e abbiamo Gioia Martini di 7 anni e Sofia Martini di 4. Oggi Sofia fa 5 anni. Ci hanno mandato, guardate queste bimbe, ci hanno mandato la donazione, sono 2 euro. E poi ha fatto tutta una serie di... e quindi la ringraziamo. Ci ha fatto tutti i chupa chups a farfalla. Li metteremo nella mostra anche questi, quindi ringraziamo queste 2 bimbe e facciamo gli auguri di buon compleanno. E poi c'era un signore che volevo salutare che ci ha scritto, e forse Federico sa dov'è la carta, vabbè, dopo la troveremo. Eccolo qua, Riccardo, il signor Riccardo Mattei di Verona, che oggi fa 100 anni, ci ha scritto e quindi lo volevamo salutare e ovviamente fare gli auguri di buon compleanno. Detto questo, passato queste 2 informazioni, ne ho approfittato, scusate, perché c'erano 2 compleanni su 2 persone che peraltro ci hanno scritto, una bimba di 5 anni che ha fatto una donazione di 2 euro e assieme alla sorellina e questo signore di 100 anni, vi dico che oggi noi presentiamo l'ordinanza che scadrà il 15, c'è l'avvocato Botteon poi a disposizione per eventuali delucidazioni, è un'ordinanza ricognitoria, vi ricordo che la nostra ordinanza scade lunedì, il 1, anzi scade domenica sera perché lunedì è il 1, dal 1 entra in vigore appunto questa ordinanza, fa chiarezza su alcuni punti
riprende linee guida. Voi dite, ma perché riallegate le linee guida? Perché alcune linee guida sono state modificate, migliorate in virtù anche del lavoro che hanno fatto gli assessori, l'assessore Lanzarini, l'assessore Bottacci, e quindi è un'ordinanza che ha delle novità, lo vedrete sul fronte delle terme, sul fronte anche dei centri estivi, poi vi spiegherò perché, e poi altre novità che adesso io direi che senza star qui a parlare molto vi do lettura e ci capiamo subito. Allora, scade il 15, quindi scade in contemporanea con il DPCM. E ve la diamo, il testo ve lo diamo alla volta delle 3-4 del pomeriggio. Se l'abbiamo già, stiamo facendo un paio di verifiche su alcuni aspetti, ma insomma il testo c'è già tutto, è quello che vi dico. Spostamenti individuali. Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, cioè negozi, quando vai al bar o altre robe, ovviamente poi ti togli la mascherina se devi consumare. E all'esterno in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra i non conviventi, cioè della serie all'esterno voi così potete stare 1 metro oltre 1 metro senza mascherina, se no dovete avere la mascherina. Il che vuol dire che con questa parte non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto di 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Allora, questo punto è quello che dice che non ci sarà più l'obbligo della mascherina dal 1° di giugno. Ovvero la mascherina la porto nei luoghi chiusi. L'esempio classico nel rispetto delle linee guida è il negozio. Tu entri in negozio e entri con la mascherina, entri al supermercato, entri con la mascherina, oppure te la metti se c'è un assembramento, cioè che so, vai in un posto dove ci sono all'aperto più persone che so in coda all'ufficio postale, ti metti la mascherina perché è un assembramento, a meno che non ci sia il distanziamento sociale. Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative e determinate sono fatte salve le specifiche e determinate dalle attività economiche e sociali come disciplinate dalle linee di indirizzo allegate alla presente ordinanza. Ci sono tutta una serie di attività, pensate all'accordo sindacale o quant'altro, che vanno a normare l'uso della mascherina, ma al cittadino interessa sapere che da lunedì la mascherina la porti nei luoghi chiusi e nei luoghi aperti quando hai assembramenti, punto. Che vuol dire, se vai a camminare non la porti, tanto per dirla in soldoni. In teoria, se incroci qualcuno devi averla pronta, perché non è che puoi stare lì a parlare con una o più persone, magari incontri i tuoi amici, vicini di casa in mezzo ai campi. In teoria bisognerebbe mettersi, anzi indossare la mascherina nel momento in cui hai il contatto. Nello spostamento in autoveicoli si applicano le disposizioni relative al luogo di lavoro. Se lo spostamento avviene nell'ambito dell'attività lavorativa, sapete che c'è l'accordo sindacale. Negli altri casi, cioè tutti noi cittadini quando andiamo in auto, o si sta in auto a distanza di 1 metro, quindi non si usa la mascherina, oppure si usa la mascherina e uno si siede dove vuole, a fianco al guidatore, dietro, davanti, dove vuole. C'è da dire che se nell'auto ci sono conviventi, mascherina non serve. Voi queste robe le sapete, perdonatemi se le ripeto, ma tanti cittadini ce lo chiedono. Quindi in auto, se sei con la tua famiglia, non ti serve la mascherina. Se in auto c'è anche un solo estraneo alla famiglia, tutti devono portare la mascherina. Sono vietati gli assembramenti in area pubblica o aperta al pubblico tra i non conviventi. Voi dite, ma cosa ha scritto Zaia? Abbiamo scritto indirettamente che nell'area privata uno può finalmente organizzarsi la grigliata. Ovviamente, se non sono conviventi, l'assembramento deve essere regolato dal fatto che ci sia un minimo di cura, di salvaguardia, insomma, cioè non è che uno può organizzare una festa e portarsi in mezzo paese perché è finito il lockdown. Cioè, stiamo sempre parlando il principio che abbiamo voluto portare a casa è quello del ristorante. Al ristorante vai con 10 persone al tavolo, ti siedi e c'è la possibilità di mangiare assieme, non è che ti tieni la mascherina. Diciamo, anche in casa se uno organizza, ovviamente mantenendo sempre il tema dell'igiene e tutte le storie che sapete.
Attività economiche e sociali. Dal 3 di giugno, perché dal 3? Dall'1? È un refuso questo. Dal 1 giugno le attività economiche e sociali di seguito indicate sono svolte in conformità alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate il 25 maggio. In soldoni. Ristorazione. Ogni tipo di esercizio di somministrazione bevande e alimenti, quali ristoranti, trattorie, bar, pizzerie, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e altre partite, anche se collocate ad esempio all'interno di stabilimenti balneari o in centri commerciali, nonché per l'attività di catering. Gli stabilimenti balneari e spiagge, attrezzature, strutture ricettive, servizi alla persona. C'è tutto l'elenco, è inutile che ve lo legga, palestre, piscine, eccetera, per le quali noi alleghiamo le linee guida. Le alleghiamo perché in alcuni casi sono migliorative, anzi scusate, se sono modificate sono solo migliorative, e quindi gli operatori possono andare per curiosità o per necessità andare a vedersi le linee guida e dire beh, non serve più quel distanziamento, non mi serve più i guanti nel negozio di abbigliamento perché basta l'igiene e così via. Quindi abbiamo allegato per tutti i settori merceologici. Ovviamente abbiamo messo dentro i circoli culturali, la formazione, eccetera. Ecco qui. In caso di approvazione da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di schede aggiornate o di nuove schede, le stesse sono vincolanti a partire dalla data di pubblicazione sul sito della Regione, con specifica indicazione dalla data di decorrenza. Cioè diciamo, attenzione che le schede si sono modificate in senso migliorativo, hanno meno impatto sulle attività, quindi sono valide perché le pubblichiamo e le alleghiamo qui. Altro punto, le attività non specificatamente disciplinate dalle linee guida di cui al punto precedente sono svolte nel rispetto delle linee guida regionali o nazionali relative alle attività analoghe. E questo dopo magari so che l'avvocato voleva spiegare questo. 21 e 22 sono quelle che non c'erano. Ah sì, adesso lo avrei detto, grazie. Scusate? No, non volevamo interrompere, Sì. Presidente, ma magari sulle attività meteorologiche segnalare quali sono le Sì, adesso ve lo segnalo. Sì. Scusate, adesso ve lo segnalo. Un attimo solo. Le novità quali sono? Detta sta premessa, riportate le linee guida che valgono per attività già aperte, ma eventualmente con linee guida modificate, ci sono queste. Le strutture termali e centro benessere, quindi si risolve con questa ordinanza. Questa ordinanza ha come caposaldo la mascherina che non si usa più, i centri termali e i centri benessere che abbiamo risolto e quindi si possono aprire dal 1 di giugno. E poi ovviamente dal 1 di giugno i servizi per bambini e adolescenti si svolgono nel rispetto della relativa scheda di cui all'allegato. Insomma, ve la faccio breve. Anche qui abbiamo risolto un vulnus del DPCM, ovvero so che molti dei centri estivi ci stanno ascoltando. Pensate alla piscina che partirà lunedì col centro estivo per i bimbi, piuttosto che quei privati che hanno i capannoni, hanno le strutture per ricevere i bimbi per i giochi, eccetera. C'era un vulnus nel DPCM e molti comuni giustamente dicevano dovete mandarci un progetto, un piano, noi lo validiamo, poi lo mandiamo all'ULSS e poi avanti così. Qua abbiamo risolto il problema, chi ha la gestione del centro, il privato, manda una scheda che alleghiamo al comune e gli dice guarda io ti informo che faccio questo, punto. E per l'ULSS stessa roba, perché noi diciamo ti impegni ad applicare le linee guida, non serve che veniamo lì a fare la visita e a aumentare in scartoffie. È una visione molto semplificata di quello che è, perché abbiamo la certezza che chi apre si impegna per iscritto ad applicare le linee guida. È inutile che facciamo il secondo giro di controllo, anche perché dall'altro abbiamo i genitori che sono informati, che comunque sono, diciamo, fra virgolette, in senso positivo, controparte, no? Cioè, vedono se portano il bimbo in una struttura organizzata o non organizzata, l'igiene, le scarpe, il distanziamento, il numero di operatori. Anche perché i genitori sono chiamati a firmare una scheda, a sottoscrivere una scheda, tra il gestore e il genitore. Quindi noi oggi in questa ordinanza leghiamo due schede. La scheda
del gestore che scrive al comune e dice guarda che io sto facendo questo, grazie, stammi bene. 2, una scheda, vediamo proprio il modulo, per cui non c'è neanche la fatica di andare a capire cosa scrivere, il modulo classico da compilare, scheda tra gestore e singolo genitore, dove ovviamente poi vi facciamo vedere anche le 2 schede. Infine, quindi il genitore che si assume la responsabilità. sì, ovviamente, è preso atto del fatto che il gestore applica le linee guida, c'è tutte queste robe. Fra l'altro abbiamo un sacco di prenotazioni, devo dire, nel senso che ci sono un sacco di strutture che sono ormai full di prenotazioni già per la prossima settimana. Sono esenti da questi gli 0-3, dai 0 anni ai 3 anni non riusciamo, guardate, io potevo anche aspettare altre 24 ore, però per i gestori è un guaio portare un'ordinanza il sabato, che poi trovano i municipi chiusi. Allora oggi abbiamo deciso di farla. Se dovesse sbloccarsi la 03, faccio un'ordinanza ad hoc per la 03. Devo dire che l'assessore Lanzarin questa mattina, alla luce di queste 2 schede e del fatto della semplificazione in ordinanza, ha già scritto a tutti i sindaci dicendo guardate, vi mettiamo nelle condizioni di non avere più problemi e responsabilità, sappiate che ci sarà un'ordinanza, c'è un'ordinanza firma, ma di fatto c'è, che vi esenta da fare tutta questa validazione del progetto, e quindi abbiamo anche, come si può dire, creato una sorta di tranquillità e sicurezza per le amministrazioni. Per quanto riguarda poi, in conformità alle indicazioni del Ministero della Salute, la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, anche questo è un punto che era irrisolto, è possibile in presenza anche per quanto riguarda la parte pratica dei corsi nel rispetto delle disposizioni di prevenzione del contagio operanti nella singola, manca una virgola, azienda. E quindi questo è il tema della formazione per la sicurezza sul lavoro che era sospesa e quindi oggi noi la ripristiniamo. Poi ce n'è un'altra che vogliamo chiarire una volta per tutte, sta storia degli ombrelloni. A parziale modifica della scheda relativa alle attività degli stabilimenti balneari, la superficie minima dell'ombrellone è 12 metri quadrati. Perché a parziale modifica? Perché abbiamo fatto le linee guida nazionali che prevedono 10 metri quadrati. Ma perché le abbiamo fatte di 10 metri quadrati? Perché abbiamo delle situazioni come la Liguria, che non ha delle spiagge profonde, ha grosse difficoltà e comunemente anche quei 10 metri quadrati si può salvaguardare la sicurezza. Abbiamo fatto un accordo tra Gentiluomini nell'Alto Adriatico per mettere i 12 metri quadrati. Guardate, ormai il 90% ha già messo gli ombrelloni a 12 metri. Mi viene detta notizia che c'è qualcuno che dice ma visto che sei a 10 mi ridurie, perché noi non abbiamo mai avuti a 10 gli ombrelloni. Io dico va bene tutto, ma non è che possiamo... ci sono spiagge che ce li hanno, penso Bibbione penso abbia 15 metri quadrati di default ante coronavirus. Nessuno ha chiesto Bibbione di metterli a 10, ma c'è qualcuno in giro in qualche spiaggia e dice io quasi quasi, visto che è 10, ci metto 2 file in più. No. E allora a questo punto adotto io il 12, così non c'è più discussione e tutti il 99% che hanno già piantato gli ombrelloni a 12 metri quadrati sono tranquilli perché non avranno qualcuno che gli spiegherà, che magari gli possa spiegare che ha sbagliato. Nelle strutture residenziali, altro punto fondamentale, sociosanitarie, si applicano relativamente ad accoglienza di nuovi ospiti e all'accesso dei familiari, visitatori e di altro personale, le linee di indirizzo. Adottiamo l'ordinanza per l'apertura delle case di riposo e la messa e la presa in carico di nuovi ospiti. Quindi fondamentalmente questa ordinanza, poi ci sono disposizioni finali che evito di dirvi, fondamentalmente questa ordinanza, lo dico ai cittadini che ci ascoltano, dice alcune cose che sono novità. La prima, non si utilizzano più le mascherine obbligatoriamente, ma solo nei luoghi chiusi e dove c'è assembramento all'aperto. Cioè se uno andasse alla sagra, adesso si fa la sagra, deve mettersi la mascherina se ci fosse una sagra, però abbiamo i mercati aperti, quindi al mercato ti metti la mascherina per l'assembramento, e quindi ci hanno capito, tante signore mi scrivono cosa faccio, mascherina. 2,
Le case di riposo, altro aspetto fondamentale di questa ordinanza, apriamo le case di riposo con delle linee guida sia per l'ingresso dei visitatori sia per la presa in carico degli ospiti. Ovviamente, qui lo devo ribadire e sottolineare, alle case di riposo che hanno gestione autonoma, noi diciamo questa è l'ordinanza, puoi decidere da qui in giù, non in su. Queste sono le linee minime di applicazione. Se dopodiché volete restringere, potete restringere fino al punto di non aprire, perché capite che noi non possiamo prevaricare la responsabilità, cioè diciamo la potestà giuridica che ha il gestore della casa di riposo. Però nell'ottica della sanità pubblica l'assessore Lanzarin ha fatto un ottimo lavoro su queste linee guida e porta fuori questo. Terzo aspetto fondamentale, qualificante, perdonate lo dico che è la novità, le terme. Cioè qui si sblocca un casino che non era ormai i nostri gestori avevano le lacrime i giorni scorsi, perché sbloccare la partita delle piscine termali, delle spa e di tutta la partita dell'offerta termale che fosse extra LEA, diciamo extra sanitaria, era fondamentale, perché comunque le terme sono un circuito importante da un punto di vista economico. Abbiamo messo i 12, se volete segnarvelo, i 12 metri quadrati dell'ombrellone, e poi io sottolineerei questo aspetto dei centri estivi di assoluta semplificazione, con la domanda la comunicazione da inviare al comune, che è una scheda precompilata che uno la fa, penso 3 minuti a farla grande, ve la leghiamo, oggi pomeriggio ce l'avete, e l'accordo, sempre che si compila in 3 minuti, tra genitore e gestore. Io passerei la parola a voi ragazzi, poi c'è l'avvocato Botteone a disposizione, lasciateci il tempo un'altra oretta, un paio di ore che la sistemiamo. Capita. Bene, chi comincia? Tosato, poi Vanzani. Ciao Filippo. Poi Zannaro. Buongiorno Presidente. In effetti ci sono vari punti, poi magari anche i colleghi faranno delle richieste in dettaglio. Io chiedo questo, per quanto riguarda le terme, c'era il problema irrisolto delle saune e dei bagni turchi. Restano sospesi? Solo se sono come si dice in italiano, cioè in camera, quindi utilizzo individuale, cioè non collettivo, c'è solo questo limite nelle linee guida. Per il resto, guardate, i nostri gestori sono felici di queste linee guida e devo dire che le abbiamo costruite fianco a fianco con loro, con le loro associazioni e sentendo gli operatori. Ecco, per quanto riguarda i centri estivi, parliamo di centri estivi, non materne, asidini, unicamente centri estivi. Parliamo di centri estivi che possono essere erogati anche dalle strutture delle scuole materne che decidono di aprire per dare questo servizio. Sì, il centro estivo in generale, insomma. Considerate che siamo, ecco una roba che non vi ho detto, anche perché in ordinanza sì l'abbiamo messa, questa è 3-17, dai 3 anni ai 17. Quindi da 3 a 17, perché il 03 resta in sospeso. Siamo in attesa del governo. C'era un altro punto. Prego. Ecco, per quanto riguardava invece gli ombrelloni, 12 metri Quadrati ombrellone. il minimo per ombrellone. Tipo un 4x3 per capire, 4 sulla fila, 3 tra le file o viceversa. E ci sono altri aggiornamenti sulla spiaggia? No, guardate, le spiagge a onor del vero ormai sono a posto, cioè manca solo i turisti e il resto avevano fatto tutto. Cioè, non abbiamo tolto la misurazione della temperatura, se dopo uno la fare la fa, ma abbiamo sistemato tutto il tema del distanziamento sociale, abbiamo risolto il problema dell'uso della mascherina. Qualcuno voleva anche normare, vi ricordo che le prime linee guida normavano anche come fare il bagno, cioè se eravamo a questi livelli qui, non nostri ovviamente lì. E anche il tipo di sapone da utilizzare per la doccia c'era scritto. Ecco, un'ultima cosa, poi mi taccio.
faceva un accenno al discorso dei guanti nei negozi. Sì, perché uno dei grandi dibattiti è il tema della sanificazione nei negozi e del fatto come si può dire, del contatto che c'è continuamente tra i clienti e gli indumenti che si vanno a indossare, a provare, eccetera. Allora c'era il tema di dire siano obbligatori i guanti, ma i guanti non si trovano, e dopo abbiamo anche capito, strada facendo, che i guanti se si trovano qualcuno non li cambia mai, se li porti una giornata è un casino, e quindi abbiamo introdotto la norma che prevede l'igienizzazione delle mani. Insomma, guardate, quella che noi ci mettiamo sulle mani è una soluzione idroalcolica. Se poi qualcuno non ce l'ha, a casa fa il 5% di varachina su un litro di acqua e garantisce la sterilità. O l'alcol, ma l'alcol brucia le mani, insomma. Quindi basta guanti e si usa sia. Se è risolto il problema. Se poi c'è un negozio che i guanti vuol darli ai suoi clienti, vale anche per i negozianti. Sì. Va bene, ok, grazie. Prego. Adam Fan. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Io ritornerei sui temi che ha trattato perché sono un po' delicati. Allora, terme, quindi esattamente quando un turista andava in un centro termale, si faceva il bagnetto, la piscina, poi sauna, bagno turco, quest'ultima parte non la può più fare. In questo momento no, però la sbloccheremo anche questa. Ma il problema qual è? Cioè, nel senso che abbiamo ancora rischio contagio? È il tema dell'aerosol, perché se ci fosse un contagiato, un positivo asintomatico, immagino che uno non ci va 4 o 6 in sauna, no? E entra, noi sappiamo che abbiamo la possibilità di avere lo 0,6-0,7 per 1000 che possa esserci, entra in sauna, si crea un aerosol, no? O nel bagno turco peggio ancora, perché lo veicola anche l'aerosol e quindi potrebbe contagiare quelli che sono dentro con lui, solo per questo motivo. Poi invece per quanto riguarda le case di riposo, voi ce le avevate già preannunciate alcuni giorni fa, era necessario metterlo nell'ordinanza? Sì. Però non è un ordine di apertura, se il gestore non vuole aprire non Ma ci sono accetta le linee nuovi guida. ospiti. Le linee guida andavano recepite in questa maniera, è troppo delicato per fare una semplice lettera. Ma rimane salvaguardata la libertà del gestore? C'è scritto. Perfetto. L'altra domanda sui centri estivi, lei dice che è fermo col governo, cosa manca per 0-3 anni? Abbiamo le linee guida fatte in accordo con le regioni, peraltro posso dire, grazie a una battaglia che abbiamo fatto noi, adottate dalle regioni, perché siamo gli unici che aprono, vorrei ricordarvi, sono state adottate con un impegno che il governo le riconosca. Capite che stiamo parlando di bimbi da 0 a 3 anni, cioè onestamente io firmo di tutto, l'avete capito, ma non posso anche firmare un'ordinanza con linee guida 03 senza un minimo visto del Comitato Tecnico Scientifico dell'Istituto Superiore della Sanità. Quindi noi ce l'abbiamo pronte, basta che ci dicono ok, magari ve la trovate in ordinanza domani. Sì, ma